La Prefettura coordina le operazioni che portano famiglie e comuni a ospitare i profughi, ricordando che non sono previsti dei contributi economici, ma si sono registrati i primi tentativi di truffa. Bambino di 2 anni investito dal nonno a Favignana, violenta rissa a colpi di sprangate, a Porto Empedocle protagoniste 2 coppie di fratelli. Dalla CNA arriva una proposta che permetterebbe alla Sicilia di guadagnare sul costo di produzione del carburante e quindi la Regione, essendo a statuto speciale, ha facoltà di abbassare il prezzo. Barbara Floridi è in provincia di Agrigento per visitare i luoghi della strage di Ravanusa, ma anche Favara. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La Prefettura di Agrigento ha attivato, dopo aver ricevuto le indicazioni ministeriali, la macchina burocratica per la gestione dell'accoglienza dei profughi ucraini in fuga dalla guerra. Per quanti volessero accogliere persone che scappano appunto dalla guerra, non sono attualmente previsti dei contributi economici. Il nostro direttore Arturo Cantella. Come si sta muovendo la Prefettura di Agrigento e quali le azioni intraprese circa l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina in merito all'invasione che l'esercito russo di Putin sta facendo dallo scorso 24 febbraio? L'abbiamo chiesto al prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. Noi stiamo monitorando, seguendo il fenomeno che fino a questo momento ha dei numeri molto sporadici. Si tratta di persone nella gran parte dei casi ospitate da parenti. Io ho avuto modo di dire che in provincia noi abbiamo circa 70 cittadini ucraini residenti, quindi che probabilmente e direi quasi inevitabilmente attrarranno delle persone e che saranno anche disponibili ad ospitarli. Ci sono poi in itinere queste 2 iniziative, una da parte del sindaco di Montevago che stiamo seguendo, stiamo monitorando, e l'altra da Favara. Stamattina è partito questo pullman. Ecco, queste sono 2 situazioni che stiamo seguendo e accompagnando, perché oltre all'accoglienza chiaramente abbiamo dato anche delle disposizioni molto precise sia in materia di sicurezza per la registrazione ma anche in materia sanitaria, perché ci sono delle norme molto stringenti che riguardano i tamponi e i vaccini. Quindi diciamo che la situazione fino a questo momento è sotto controllo. Noi abbiamo diverse strutture di accoglienza, come sapete, in atto, occupati dai migranti che provengono dal Nord Africa. Chiaramente siamo in contatto diretto e costante con il Ministero per monitorare la situazione. Nel momento in cui dovessero arrivare dei flussi, se dovessero arrivare dei flussi più consistenti, è chiaro che abbiamo una serie di opzioni su cui poi lavoreremo. Quindi dico, al momento capisco che è tutto dovuto al volontariato delle famiglie, ecco, da parte del Ministero degli Interni non c'è in atto alcuna, diciamo, accoglienza ufficiale? Ma noi abbiamo già delle indicazioni, abbiamo, ripeto, anche delle strutture, però andranno attivate se sarà necessario, nel momento in cui sarà necessario. Non abbiamo flussi organizzati perché, come ho avuto modo di dire, tra l'altro noi non siamo luogo di arrivi, non abbiamo un aeroporto, ecco, allora o arrivano un po' alla spicciolata, scusatemi questo termine, e allora a quel punto abbiamo allertato chiaramente i sindaci perché ci diano notizie precise su chi c'è e chi non c'è, oppure arrivano con queste modalità che sono legate a forme di volontariato che comunque in questo momento chiaramente si dovrà prendere la responsabilità anche di gestirli. Noi li sopporteremo in tutto quello che sarà possibile, ma è chiaro che sono interventi di privati o di amministrazioni, come nel caso del Comune di Montevago, che comunque hanno già un piano, un programma di accoglienza e di assistenza. Denunciati dei tentativi di truffa sull'accoglienza dei bambini ucraini, fantomatiche associazioni chiedevano soldi con messaggi WhatsApp. I dettagli nel servizio.
Il dramma della guerra in Ucraina commuove la sensibilità di molti che si sono attivati per offrire aiuto ai migliaia di profughi in fuga. E se da un lato l'emergenza umanitaria apre a vasti corridoi di solidarietà, dall'altro si iniziano a registrare episodi di sciacallaggio e tentativi di truffa. Da qualche giorno su WhatsApp sta circolando con insistenza un messaggio che, per nome di importanti associazioni attive sul territorio, si rivolge alle famiglie che vorrebbero avere in affido temporaneo i bambini ucraini. Nella richiesta di aiuto, che si sta diffondendo rapidamente in tutta la Sicilia e che probabilmente è partita dall'Abruzzo, ci sono anche dei recapiti per le eventuali adesioni o richieste di informazioni. Accoglienza temporanea dei bambini ucraini è il titolo del messaggio che è arrivato nei giorni scorsi anche all'operatore culturale agrigentino Beniamino Bionti, impegnato nei corridoi umanitari che stanno consentendo a diversi profughi di raggiungere la Sicilia. Ho denunciato alle autorità l'increscioso episodio, dice Beniamino Biondi. Vorrei precisare che non ci sono soluzioni facilitate di affido per i minori che arrivano dall'Ucraina. Ci sono degli sciacalli, aggiunge, che speculano sulla buona fede delle persone e che devono essere denunciati alle autorità giudiziarie. Sul messaggio fake è intervenuto anche il garante dell'infanzia di Messina, che ha precisato che nessuna associazione nazionale o locale è autorizzata, secondo la normativa italiana e internazionale, a organizzare trasferimenti e affidamenti nel territorio italiano di minori ucraini o di qualsiasi paese. Abbiamo contattato l'associazione Ernesto, che ha sede a Imola e che è citata nel messaggio fake. La Presidente smentisce categoricamente il coinvolgimento della sua associazione e annuncia che avrebbe già denunciato alle autorità giudiziarie gli autori dell'annuncio, che al momento restano ignoti. Il messaggio incriminato è arrivato anche a diverse famiglie di agrigentini. Per quanti sono riusciti a mettersi in contatto con i recapiti del messaggio, sarebbero state avanzate delle richieste di denaro che sarebbero servite a istituire la pratica di affido, che invece, per come precisato dalla stessa associazione Ernesto, possono avvenire solo tramite tribunali e non certamente attraverso un messaggio via chat. Gli artisti siciliani si uniscono per dare una mano all'Ucraina, tutti insieme sul palco del Teatro Pirandello di Agrigento sabato prossimo 19 marzo. Stiamo organizzando anche noi, come città di Agrigento, una raccolta fondi per l'Ucraina e per i profughi. Ci sarà un grande evento la settimana prossima qui al Teatro Pirandello di Agrigento, perché credo che sia fondamentale e importante che la comunità agrigentina aderisca a questa iniziativa. Il Comune di Agrigento, insieme alla Fondazione Teatro Pirandello, è attiva e operativa per sostenere gli amici colpiti dalla guerra dell'Ucraina. Quindi abbiamo pensato di organizzare un grande evento importante nel nostro Teatro Pirandello con una raccolta fondi. Quindi vi invitiamo a partecipare ed essere presenti per sostenere con la cultura questi amici vessati dalla guerra. Abbiamo raccolto l'appello lanciato da Lello Analfino ad organizzare un evento del genere. Non ce lo siamo fatti dire 2 volte. E quindi con la sua collaborazione artistica offriremo alla città una serata, evento, un concerto di musica e non solo, dove saranno presenti Mario Venuti, Daria Biancardi, Marco Savatteri, la Casa del Musical, Silvio Schembri, Ismaele Lavardera e tanti altri artisti che hanno aderito all'appello di Lello Analfino. Quindi occorre la presenza massiccia del pubblico agrigentino per manifestare la solidarietà al popolo ucraino. L'evento sarà a pagamento, un biglietto unico da 20 euro e l'intero incasso verrà devoluto ai profughi tramite la Croce Rossa Italiana. Vi aspettiamo quindi sabato 19 marzo alle 20:30 al Teatro Pirandello per partecipare a questo momento di grande solidarietà. Confidiamo nella generosità e nell'affetto che hanno gli agrigentini e non solo verso queste tematiche e speriamo di avervi numerosi, perché c'è bisogno anche del nostro aiuto per supportare questo popolo. Aumento del costo del carburante. La CNA lancia una proposta che potrebbe ridurne il prezzo in Sicilia. Francesco Milano. Continuano i disagi causati dall'aumento vorticoso dei prezzi del carburante. Qualche giorno fa il diesel in una stazione di servizio di Catania è arrivato a sfiorare i 3 euro. Una situazione che aveva costretto nei giorni scorsi le aziende del settore degli autotrasporti a indire uno sciopero nazionale a partire da ieri. La notizia aveva causato una corsa all'acquisto di pasta, zucchero, farina e olio e lunghe file di fronte alle pompe di benzina.
La protesta è stata però stroncata sul nascere dalla Commissione di garanzia per lo sciopero. Alessandro Bellavista, commissario delegato della Commissione, ha diffuso una nota in cui parla di mancato rispetto del termine di preavviso di 25 giorni. Anche la Regione si schiera al fianco degli autotrasportatori. Il governatore Nello Musumeci ha detto: non possiamo non invocare ancora una volta l'intervento del governo nazionale affinché adotti ogni azione necessaria a risolvere una crisi che avrà degli effetti inevitabili su tutte le filiere e sulla vita dei cittadini. È intervenuta anche la CNA Sicilia, la Confederazione Nazionale Artigianato. La proposta della CNA, visto il momento drammatico che si sta vivendo con il caro carburante, un'emergenza che sta investendo le famiglie e le imprese, abbiamo pensato con la nostra struttura, CNA Sicilia in testa, con i vertici, di fare questa richiesta alla Regione affinché faccia pressing nei confronti dello Stato per ottenere una parte delle accise per i prodotti petroliferi che vengono raffinati in Sicilia. Oltre il 50% viene raffinato nella nostra terra, quindi questa sarebbe una boccata d'ossigeno importante, una importante fonte di approvvigionamento che potrebbe portare nelle casse della regione siciliana circa 9 milioni di euro l'anno. Una parte di queste risorse destinate proprio ad contenere il prezzo dei carburanti, sia della benzina che del diesel. In questi giorni ormai sotto gli occhi di tutti l'emergenza, l'impennata dei prezzi che sta mettendo in seria e grave difficoltà gli automobilisti, i camionisti, ma tutte le imprese, perché a queste poi si aggiunge il caro gas, il caro per quanto riguarda anche le bollette elettriche. Insomma, una situazione davvero insostenibile. Noi speriamo che la Regione possa davvero imprimere un'accelerazione, perché lo scorso anno è stato avviato questo tavolo di trattative tra la Regione e lo Stato, appunto per definire i contenuti e le modalità per arrivare a questo obiettivo, e che adesso, alla luce anche di questa emergenza, si possa accelerare, si possa trovare subito un punto d'incontro in modo che la Regione siciliana possa ricevere queste somme e quindi destinarle proprio a contenere, a ridurre il prezzo del carburante. E noi saremo vigili, saremo attenti, faremo la nostra parte a pieno nei confronti della Regione, ma anche nei confronti dello Stato, perché la CNA nazionale si sta muovendo anche con il Parlamento, con il Governo nazionale, perché questa è un'emergenza che va ad acuire quelli che sono già gli effetti devastanti prodotti dalla pandemia. Quindi pandemia prima, e ancora purtroppo gli effetti sono sotto gli occhi di tutti, ma adesso gli effetti della guerra con questi prezzi alle stelle delle materie prime stanno mettendo in seria difficoltà l'economia siciliana. Perché la Sicilia può proporre un'iniziativa del genere? Perché la Sicilia ha statuto speciale, perché la Sicilia qualche annetto fa ha modificato l'articolo 36 dello statuto, perché qui, come abbiamo detto, c'è la produzione di oltre il 50% della produzione petrolifera. Insomma, abbiamo tutte le carte in regola. La regione siciliana ha tutte le carte in regola per poter rivendicare queste risorse, quindi poterle destinare una parte per il contenimento dei prezzi dei carburanti, ma anche per il profilo dell'emergenza sanitaria, ecco, anche per coprire le spese della sanità, per renderla più efficiente e migliore, e quindi offrire un servizio più in linea con le esigenze che ci sono alla collettività. Quindi una parte potrebbe essere destinata alla sanità e una parte per la riduzione dei prezzi del carburante. Quindi ci sono tutte le premesse perché questo obiettivo possa essere raggiunto. Un bambino di 2 anni è morto dopo essere stato investito dal furgone del nonno che stava effettuando una manovra in retromarcia. È accaduto nell'isola di Favignana. Le isole Egadi si stringono attorno alla famiglia del piccolo. Vediamo.
una tragedia, non ci sono parole per questo grande dolore della famiglia che ha coinvolto l'intera comunità di Favignana e di tutto l'arcipelago dell'Egadi. Ovviamente ci stringiamo attorno alla famiglia, all'amministrazione tutta, domani ci sarà anche il lutto cittadino nel momento in cui purtroppo la famiglia con il povero bimbo lasceranno l'isola per andare nel paese di origine. Da 2 anni aveva accolto la comunità questo nucleo familiare che pensava di trasferirsi definitivamente sull'isola per intraprendere delle attività legate all'agricoltura, insomma volevano stare in tranquillità, però purtroppo la sorte è stata veramente beffarda e ha sconvolto veramente tutti e ci abbracciamo sentitamente ai familiari e al nonno che purtroppo involontariamente è stato un po' quello che sta subendo di più rispetto a quanti il dolore è veramente drammatico e forte. Si è andato il sindaco a dimostrare il proprio affetto da parte di tutta l'amministrazione e un consigliere comunale, messo a disposizione per quello che è possibile. Domani le bandiere saranno a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici del comune di Favignana. Questo gesto simbolico ovviamente non colmerà il dolore, ma noi più di questo non possiamo fare. Ritorneranno nel paese di origine ovviamente per l'ultimo saluto al piccolo Libero. I funerali non saranno a Favignana, saranno poi nel paese di origine, ci sarà soltanto la traslazione del feretro dall'isola con il traghetto nella mattinata alle 8:30, partirà dall'isola per recarsi a Trapani e poi partire per la città di origine. Quando succedono di queste situazioni il senso di comunità è ancora più forte, poi gli isolani sono abituati a questo contatto sociale molto forte e anche di accoglienza, non soltanto come isolani stessi ma anche per chi viene da fuori e decide di entrare nel tessuto sociale di questa comunità, per cui questa accoglienza c'è sempre stata nelle nostre isole e sempre ci sarà, e in questi momenti di dolore è ancora più sentita e più forte il forte senso di appartenenza. Il sottosegretario all'istruzione Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 Stelle, in visita a Ravanusa nei luoghi dell'esplosione dell'11 dicembre. Poi si è recata alla scuola Don Bosco, che è stata scalfita dai detriti generati dalla forte esplosione. E poi ancora a Favara, il sopralluogo alla scuola Mendola, da anni inagibile e oggi devastata dai vandali. Il nostro direttore Arturo Cantella. Visita della sottosegretaria all'istruzione, senatrice Barbara Floridia, si è svolta ieri nella giornata del 14 marzo a Ravanusa, partecipando a un evento organizzato dall'amministrazione comunale nella scuola Don Bosco in via Roma. L'iniziativa ha visto anche la partecipazione del primo cittadino Carmelo D'Angelo. Oggi sono qua a nome chiaramente del Ministro perché abbiamo voluto donare alla famiglia del professore che sotto le macerie ha visto le ultime sue ore una targa commemorativa in virtù del servizio prestato alla scuola italiana, e inoltre dopo la sollecitazione del Sindaco abbiamo adottato il decreto per donare alla scuola, per dare alla scuola le risorse necessarie per poter migliorare quelle che erano state, diciamo, le difficoltà successive all'esplosione. Sono in contatto con il Sindaco e con i miei colleghi rappresentanti parlamentari del territorio da tempo e sono qui oggi per portare targa e fondi per Ravanusa. Sì, il progetto è pronto, siamo stati velocissimi, in 3 mesi siamo riusciti a realizzare il progetto, ora passeremo al Consiglio Comunale per la condivisione e poi naturalmente condivideremo ulteriormente il progetto con i cittadini e con gli sfollati e lo presenteremo al governo regionale e al governo nazionale per il finanziamento. Il progetto vuole garantire la casa a tutti quelli che l'hanno persa, prevede la ricostruzione di 48 alloggi, un progetto che vale 23 milioni quasi e mezzo di euro, e quindi speriamo che ci sia l'attenzione giusta, come pensiamo che ci sarà, sia del governo nazionale che del governo regionale. Il Ministro ha attenzionato, così come il sottosegretario Barbara Floridia che oggi è qui presente, hanno finanziato i danni della scuola di circa 350.000 euro, il decreto già è stato firmato e quindi potremo procedere alla riparazione dei danni subiti dalla scuola. Quindi la sottosegretaria per l'istruzione
Barbara Floridia si è recata a Favara a visitare la scuola Antonio Mendola in via Capitano Callea, ad accogliere il primo cittadino di Favara, Palumbo. Un progetto importante che, se venisse finanziato, darebbe finalmente una risposta ai nostri cittadini. La Mendola è nel cuore di tutti noi favaresi ed è stato un trauma e un dramma quando purtroppo è stata chiusa. Vederla oggi così distrutta, devastata, non è uno spettacolo da vedere. Il progetto è un bel progetto, importante, una demolizione e ricostruzione con nuovi parametri e nuove tecnologie, saranno tutti materiali tecnologici a basso impatto ambientale con dei bei sistemi di recupero. Diventerà una vera e propria scuola moderna e funzionale. Richiederete anche altri interventi per quanto riguardano anche le altre scuole della città? Sì, in realtà oggi presenteremo un pacchetto molto più ampio di proposte inserite nei nuovi finanziamenti PNRR. Abbiamo circa 15-16 milioni di euro di lavori. Abbiamo già caricato e presentato 2 progetti per le palestre, uno per la Guarino e l'altro per la Capitano Vaccaro. Poi abbiamo inserito pure 2 nuovi repertori mezze scolastiche, una per la scuola Palmolive e l'altra per la scuola di Violanda, e in più ci sarà l'efficientamento e la ristrutturazione dell'asilo nido del Calvario, diciamo così. Quindi abbiamo diversi progetti per un totale di circa 16 milioni di euro, tutti con la prima linea di finanziamento PNRR dedicata alle scuole. Certo che ci sono, perché nel PNRR abbiamo voluto ingenti risorse per riqualificare le scuole, per efficientare le scuole, per rimetterle in sicurezza. Quindi adesso incontreremo il sindaco per capire che progettualità ci sono. Se i comuni hanno progettualità spendibili, i soldi dal Ministero sono già predisposti. Per Favara, come vedete, c'è la presenza del governo col sottosegretario Floridia. Oggi, così come ha detto bene poco fa il sottosegretario, anziché vedere i progetti freddi su carta, noi siamo qui a vedere con i nostri occhi di che cosa stiamo parlando. Anche se io sono del posto, so bene di che cosa stiamo parlando, però un conto è vedere un progetto così su un tavolo magari polveroso di un ministero, un altro è alzarsi e venire e metterci la faccia per capire di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando della scuola media Mendola, una scuola alla quale la nostra cittadinanza è molto affezionata, sia dal punto di vista, diciamo, affettivo che logistico finanziario, perché il comune paga un affitto perché non è in grado di avere le aule per i nostri ragazzi. Una violenta rissa è scoppiata nei giorni scorsi nel quartiere degli Indiani a Porto Empedocle. Il bilancio è di 2 feriti e 4 persone denunciate. Si tratta di 2 coppie di fratelli di 36 anni, 32, 29 e 27 anni. Uno dei 2 feriti versa in gravi condizioni dopo aver riportato un violento trauma cranico a causa di una botta presa in testa, probabilmente utilizzando una spranga di ferro. L'ipotesi di reato contestata è al momento rissa aggravata e lesioni. Non è chiaro ancora il motivo che ha innescato la maxi rissa, ma secondo una prima ricostruzione potrebbero esserci vecchie ruggini e problemi di vicinato. Dopo essersi riuniti in una piazzetta, i 4 protagonisti della zuffa si sono prima insultati e poi picchiati. Comune di Palermo, ci sono 8 candidati per il dopo Orlando. Oggi la conferenza stampa dell'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla, che annuncia le sue dimissioni per partecipare alle elezioni e diventare sindaco. Vediamo. L'assessore regionale alla pubblica istruzione in Sicilia, Roberto Lagalla, si dimetterà dalla carica il 31 marzo prossimo per candidarsi a sindaco di Palermo. L'esponente dell'UDC, il cui nome circolava da diversi mesi come uno dei possibili candidati del centrodestra in lizza per le comunali, ha ufficializzato stamane la sua decisione nel corso di una conferenza stampa. In questi 5 anni, ha dichiarato Lagallo, svolto lealmente sulla base di un'intesa politica con il presidente Musumeci, una funzione assessoriale che oggi ritengo di dover lasciare per candidarmi a sindaco di Palermo. Correre da solo questa partita per Palermo e per i palermitani, che in questo momento sono il mio unico partito di riferimento. Ho avuto molto da questa città e oggi sono chiamato a restituire per l'affetto e l'incoraggiamento che ricevo per le strade. Ho deciso di mettere a disposizione della città, ha concluso Lagalla, la mia candidatura a sindaco di Palermo. Lascio l'assessorato, non ovviamente in contrapposizione o in polemica con
le forze politiche nelle quali mi riconosco come forza di governo e come appartenenza alla maggioranza, ma lo faccio in una chiave di rispetto e di amore per questa città che non tollera più i ritardi della politica e che ha bisogno di cominciare a lavorare a un progetto. Lo faccio ovviamente lasciando la porta aperta a tutte quelle forze politiche e sociali che riterranno di potersi riconoscere nella costruzione e nella realizzazione di questo progetto. La città è sostanzialmente al disastro, ma lo è soprattutto in una dimensione di totale distacco ormai tra l'amministrazione e i cittadini stessi. Una delle motivazioni della mia candidatura è proprio la sollecitazione che ricevo quotidianamente e reiteratamente da tanta gente che in funzione della mia personale esperienza amministrativa mi sollecita a fare questo passo. Devo dire che rispetto al bilancio di Palermo, ove l'amministrazione attuale portasse a compimento il piano di riequilibrio approvato dallo Stato, questo forse potrebbe essere per la nuova amministrazione uno strumento più flessibile di modulazione dei sacrifici richiesti ai cittadini, dal momento che la dichiarazione di dissesto ingessa fortemente ogni scelta discrezionale da parte della politica, quindi da parte dell'amministrazione comunale. La Galla, ex rettore dell'Università di Palermo, non è l'unico a correre per la poltrona di sindaco. A lui si aggiungono quella della parlamentare di Fratelli d'Italia Carolina Varchi, anche questa ufficializzata stamani a Palermo, l'esponente di Forza Italia ed ex presidente dell'ARS Franco Cascio, al leghista Francesco Scoma, al parlamentare nazionale di Italia Viva Davide Faraone, a Fabrizio Ferandelli di Più Europa, mentre il PD è ancora in pressing sul presidente nazionale degli architetti Franco Miceli, che qualche giorno fa aveva annunciato l'intenzione di ritirare la sua disponibilità a candidarsi dopo alcune riserve espresse all'interno della coalizione di centro-sinistra. Stamani all'Istituto Gallo di Agrigento l'evento finale del progetto Siamo sulla stessa barca, che vede capofila il CPA di Agrigento. Arturo Cantella. Si è svolto oggi 15 marzo presso l'auditorium dell'Istituto Niccolò Gallo di Agrigento l'evento finale del progetto Siamo sulla stessa barca, che vede come capofila il CPA di Agrigento e come partner l'Istituto Pirandello di Lampedusa e il Comitato 3 Ottobre. Il progetto è iniziato nell'aprile del 2021, ha visto il suo momento culminante nei giorni che vanno dal 30 settembre al 4 ottobre a Lampedusa, con la realizzazione di 17 laboratori, con la partecipazione di 40 scuole, 20 italiane e 20 straniere e 400 alunni circa, che si sono confrontati sui temi dell'accoglienza e l'inclusività. Sì, noi siamo stati capofila di questo progetto, assieme a noi c'era l'Istituto Pirandello di Lampedusa guidato dal preside Alferusso, poi c'era il Comitato 3 Ottobre con Tareche, il Ministero della Pubblica Istruzione lo ha finanziato, il provveditorato di Agrigento ci è stato di grande aiuto. Oggi facciamo un evento finale dove, come dire, facciamo la sintesi di tutto questo. Il progetto 3 Ottobre nasce perché vi è una legge anche nazionale per commemorare una giornata drammatica per l'Italia, ma non solo per l'Italia, per la Sicilia, per Lampedusa, per il mondo. 368 persone a pochi chilometri dalla riva muoiono perché una barca si capovolge che conteneva più di 500 persone e quindi se ne salvano meno della metà. Questo è importante ricordare la memoria, perché io penso che in ognuno di noi la memoria serva a poter, come dire, andare avanti, ma andare avanti senza commettere gli stessi errori. Alcune di queste persone non si è potuto salvarle per motivi burocratici, per così dire, e quindi ecco, allora ognuno di noi deve fare un pensiero, ma anche questo progetto ha lo scopo quello di diffondere, disseminare quella che è l'accoglienza, l'integrazione, lo stare insieme, ma accogliere non in maniera ipocrita come talvolta noi facciamo, che quello che non serve a noi lo diamo agli altri. No, noi dobbiamo avere questa capacità di pensare che tutte le persone del mondo hanno diritto di stare bene sul mondo, per cui se vi sono delle persone che vogliono migliorare la propria condizione di vita è giusto che questi possano spostarsi, e Lampedusa, che sta in mezzo al Mediterraneo, deve essere una porta aperta e chiunque
che vuole accedervi vi deve accedere, perché nessuno decide dove nascere e come nascere. Vari interventi, c'è stato un collegamento con quello che sta succedendo in Ucraina, insomma milioni di persone stanno andando via in cerca di pace per lasciare la guerra, quindi c'è stato un parallelismo tra Lampedusa e l'Ucraina. Sì, e questo è importante perché anche l'Europa nella sua interezza si è dimostrata capace di fare un'accoglienza a tutto tondo, nel senso che non si è proprio tirata indietro. Mi auguro che questa accoglienza però avvenga non per un popolo ma avvenga per tutti, cioè nel mondo deve esserci questa capacità di accogliere, ma di accogliere al di là del colore della pelle, del colore degli occhi e degli altri. È l'ennesima prova della vitalità anche di questo territorio. Io sono molto, molto fiera, devo dire, molto soddisfatta non solo di partecipare ad eventi come questo, ma di cogliere tutto quello che c'è dietro, tutto il lavoro che è stato fatto. Noi siamo chiamati, io dico sempre, a seminare, soprattutto sui ragazzi, a lavorare per spargere dei germi di legalità, di positività e in questo caso di una cultura dell'accoglienza e, come ho detto, dell'inclusione e dell'integrazione. Non si nasce istintivamente disponibili nei confronti degli altri, però bisogna lavorare perché questo accada. Non ci possiamo consentire, ora più che mai, anche tenuto conto di quello che sta succedendo, di avere ancora delle preclusioni. Noi dobbiamo lavorare perché questa accoglienza, questa integrazione sia costruttiva, sia portatrice di un arricchimento. Ecco, il percorso che hanno fatto questi ragazzi è un grande percorso di arricchimento, quindi grazie veramente alla scuola di Agrigento, ma parliamo di scuole italiane, di scuole europee, perché io credo che si stia seminando bene. Ecco, i frutti non si vedranno subito, ma sono sicura che ci saranno. Questa è un'iniziativa voluta dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione col Ministero dell'Interno, perché il progetto è finanziato da un fondo FAMI che appunto è voluto al Ministero dell'Interno. Noi siamo ovviamente contentissimi di come il processo, che ha già un percorso avviato nelle tornate progettuali precedenti, sta procedendo. La collaborazione con il Comitato 3 Ottobre, Tareche, territori che sono stati coinvolti è eccellente. E siamo soddisfatti sia del numero di ragazzi che a livello nazionale e internazionale sono stati coinvolti, ma anche delle collaborazioni con tutte le associazioni, le strutture che a diverso titolo operano a supporto dell'accoglienza degli stranieri. Quindi quello che per noi è importante è formare i ragazzi e far vedere quello che effettivamente è il sistema che a livello internazionale e nazionale supporta gli arrivi, l'accoglienza e poi l'integrazione di questi giovani che entrano nel nostro paese e che fuggono dalle loro realtà. Quindi siamo assolutamente soddisfatti del progetto, sappiamo e spingiamo perché continui e diventi un elemento di continuità nel sistema. Vito, ci racconta la sua esperienza che lei oggi ha voluto già anticipare ai partecipanti a questa iniziativa, a questo progetto finale, un'esperienza particolarmente toccante. Da Milano ha lasciato tutto e è andato a Lampedusa assistendo a una vera tragedia del 3 ottobre. Esatto, con questa imbarcazione sono uscito in mare con degli amici per fare una serata tranquilla, ma questa serata tranquilla si è poi dimostrata di tragedia, ma anche di felicità per le persone che abbiamo salvato e di tragedia per tutte le persone che sono morte. Abbiamo salvato 47 persone, delle quali 46 uomini e una donna. Pensate che il ragazzo più giovane che ho salvato aveva 13 anni e 2 mesi. Oggi accompagniamo i nostri ragazzi di 13-14 anni ancora a scuola, no? E invece questi partono dall'Eritrea o da altri paesi dell'Africa per raggiungere una costa dove sperano di ridare dignità e valori alla propria vita. Oggi è stato un giorno interessante, importante anche per me, il giorno della memoria. Si è ricordato la strage del Mediterraneo del 3 ottobre 2013, io l'ho sentito fortemente questa partecipazione, perché ho dato anche la mia testimonianza. Voi sapete che io sono un medico del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Agrigento e che fino
un anno e mezzo fa ho visitato i migranti che sbarcavano nelle nostre coste, ho anche accolto le bare, proprio quelle del 3 ottobre 2013 quando sono arrivati al porto di Porto Empedocle, quindi capite la mia emozione, il mio stato d'animo. È importante ricordare, è importante veramente che la memoria sia un esempio, una testimonianza che rimanga per sempre, e questo deve spronare naturalmente a spingerci oltre che vuol dire l'accoglienza. Io ho parlato che visitavo, ma io non visitavo, io accoglievo, perché c'è modo e modo di visitare, c'è modo e modo di accogliere, questo è importante. Spero che i ragazzi, è vero che lo hanno anche espresso anche con lo spettacolo che andranno a fare, l'accoglienza è alla base di ogni migrazione, non c'è un migrante se non c'è un'accoglienza come si deve. Ecco, l'Istituto Pirandello di Lampedusa in questa iniziativa è stato, diciamo, parte attiva. Come si è svolta l'iniziativa e come valuta anche nel suo complesso, Presidente? La scuola è coinvolta attivamente sin da tempo, insomma, sulle attività promosse per quanto riguarda l'educazione all'accoglienza, e quindi gli studenti sono perfettamente, diciamo, consapevoli e partecipi rispetto a tutte le attività che vengono promosse. La scuola ospita annualmente i workshop e laboratori che il Comitato 3 ottobre organizza per la commemorazione a Lampedusa, e i nostri studenti stanno partecipando pure a dei momenti che si realizzano anche in altre scuole d'Europa. Io personalmente ne ho accompagnati 3 a Madrid e altre 2 studentesse partiranno a Londra per il 25 di marzo, e quindi sono perfettamente inseriti e integrati in questo percorso di formazione e di educazione alla cittadinanza europea che il Comitato promuove sul tema delle migrazioni. C'è stato un progetto importantissimo che ha visto, diciamo, molte strutture coinvolte. Il 3 ottobre il CPIA con alcune scuole sono state a Lampedusa, anche noi siamo stati coinvolti in una parte del progetto con il museo a Lampedusa. Infatti una parte del progetto è stato organizzato dalla scuola Gallo, e quindi questo progetto finirà a maggio, ma abbiamo avuto al museo di Lampedusa con il Comitato 3 ottobre e l'Associazione Invalidi Civili, abbiamo avuto delle manifestazioni all'interno di Lampedusa e fuori nella piazza, e il museo è visitato e monitoriamo ogni giorno quanti cittadini e quanti gente di fuori arriva a Lampedusa e va a visitare questo museo. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. I boss siciliani danno il nome alle pizze, scopriremo perché nel servizio. L'Italia, il paese zimbello delle altre nazioni, un'espressione che denota quanto il bel paese sia in realtà spesso utilizzato per scopi altri, ad esempio per chi ne ha lasciato il segno nel bene o nel peggiore dei mali. È vero che la sua battaglia cominciò col dottor Michele Navarra, grande lettore dei liberali, poi dei democristiani, capo di Cosa Nostra, che a Corleone rappresentava il potere e finì crivellato. C'è una fotografia terribile, quella della macchina, del medico. Queste cose le lascia fare i fotografi e i giornalisti. A me non interessa se sia la fotografia o no. Io posso dirle una cosa, conoscevo Navarra, non era il medico della nostra famiglia. Il dottor Navarra era un libero professionista. Dopo morto la gente viene facile, molte mascalzone fanno diventare un figuro il morto. A me non mi piace. Secondo lei chi l'ha ammazzato? Allora, questo, vedi, a suo parere era una brava persona? Ma no, questo lo può sapere lui, se era bravo, se non era bravo. Per quanto riguarda me, sì. Usare il nome di un giudice assassinato dalla mafia per farlo diventare una pizza da servire a tavola, ad esempio, appare disgustoso per Maricetta Tirreto, portavoce del COGI, il Comitato dei Collaboratori di Giustizia. E così in Francia, a pochi chilometri da Marsiglia, all'interno di una certa pizzeria, le pizze sarebbero chiamate come boss eccellenti o ad essi in qualche modo collegati. Pietoso e da morale si fa fatica a digerire per davvero Matteo Messina Denaro o Luciano Ligio. Si è passato il limite della decenza, solo a guardare quelle pizze viene una intossicazione morale.
Così ancora la Tirrito. Accade a Sanary-sur-Mer, di pizze e gusti se ne trovano di tutti i colori. Il ventaglio di combinazioni è variegato, si inneggia a gangster, rapinatori come Albert Spaggiari, ma anche a personaggi cinematografici come Don Vito Corleone. Di questo locale anche, come si apprende da Il Faro Online, foto di storici mafiosi appesi alle pareti. Siamo oltre la libertà di impresa, spiega ancora Tirrito, perché l'utilizzo di icone mafiose è un pessimo segnale per le nuove generazioni. È quello di vittime della mafia e una caduta di stile totalmente irrispettosa della storia di un paese, dei valori che lo sorreggono, delle famiglie che piangono ancora i propri cari. In questo caso non si può neanche parlare di satira, ma nel peggiore dei casi di una imperdonabile superficialità nel gestire il proprio business, affondando nel dolore altrui. Non voglio neanche supporre il caso peggiore, cioè di deliberata irrisione dei nostri martiri di inno alla violenza mafiosa. Credo che le istituzioni debbano prendere posizione e farsi sentire a livello internazionale. L'Italia non può essere lo zimbello di altre nazioni, la mafia non ne può essere il simbolo, e così la mafia diventa paradossalmente il perno, l'elemento centrale di un affare di per sé remunerativo. Certo, il crimine, noi che ci occupiamo ogni giorno di cronaca lo sappiamo bene, ha una certa affinità coi soldoni e con gli affari, ove il profitto è consistente, ma che addirittura le pizze possano rievocare la triste ed infelice immagine di crimini, atrocità, barbarie, questo è davvero troppo. Che sia solo una provocazione, intanto sì, dall'Italia professiamo la legalità e l'essere scevri da seppur piccoli ed insignificanti, dicono, condizionamenti con la mafia. L'ultimo appuntamento della stagione teatrale ha visto andare in scena al Teatro Pirandello di Agrigento uno spettacolo moderno promosso a pieni voti dal titolo La classe di Pirandello. Vediamo. Qui dentro nessuno tocca nessuno! No, nipote, non sentono, nessuno tocca nessuno! No! E ci voleva dare! È una scuola complicata, una scuola che racconta di una periferia lontana ma che in realtà poi rimane molto vicina a noi, perché ci sono dei ragazzi in difficoltà e l'incontro con un professore, con un preside riuscirà in qualche modo a cambiare le loro sorti, e questo è qualcosa che spesso è accaduto a tutti noi. Magari abbiamo incontrato qualcuno nella vita che ci ha indirizzato e ci ha rimesso in riga in qualche modo. Agrigento è la prima volta, devo dire che è un teatro bellissimo di cui sapevamo già l'esistenza. Abbiamo già girato in Sicilia, abbiamo fatto Catania, stiamo andando a Palermo e vediamo che il pubblico siciliano, che è un pubblico che ama molto il teatro, prende questo spettacolo con grande calore. Questo ci fa piacere perché è un testo contemporaneo e credo che il teatro vada fatto anche con gli autori contemporanei, quindi siamo molto contenti di essere qua. Beh, innanzitutto la coincidenza purtroppo vuole che questo testo è stato scritto qualche anno fa, prima di questa guerra che sta accadendo adesso, in realtà è attualissimo, molto attuale, quindi oltre a proprio una cifra stilistica di drammaturgia contemporanea, tratta temi molto attuali, purtroppo, perché sono temi delicati. Sia universali che privati, insomma, quindi ci sono anche delle cose che non possiamo svelare al pubblico, ma che riguardano delle cose purtroppo sempre attuali, che riguardano soprattutto le donne, ecco. Siamo emozionati. Oggi siamo arrivati sul palco, siamo stati tutti quanti insieme, penso, forse mezz'ora, 40 minuti sdraiati sul palco a dire wow, così meravigliati da questo spettacolo, non il nostro ma quell'altro. Io penso che Pirandello, che ha fatto comunque tantissima ricerca, è stato un autore moderno del suo tempo, sicuramente sarebbe contento che in questo teatro vengano fatti dei testi nuovi, moderni, perché il teatro ha sempre bisogno appunto di ricambio. Sposami, il Salone Nazionale del Mondo del Wedding torna alle Ciminiere di Catania dal 19 al 27 marzo. Vediamo. Assessore, certamente è una iniezione di fiducia. Lo scorso anno Sposami, tradizionalmente a Catania ormai da tantissimi anni, non poteva tenersi proprio a causa del Covid. Adesso proprio questa iniezione di fiducia, a guardare con speranza verso il futuro.
Certamente in questo momento accogliamo con grande favore un'iniziativa che vede interessate oltre 150 aziende che per una decina di giorni insieme a migliaia di visitatori riprenderanno una vita che è stata congelata negli ultimi anni, un po' anche chiaramente all'interno della nostra città si sono verificati momenti di grande depressione anche dal punto di vista economico. Oggi è il momento di ripartire e siamo qui chiaramente a sostenere questa iniziativa. Ancora una volta Catania si conferma città del commercio grazie anche ai tanti eventi, una città frizzante in tal senso. Catania lo è sempre stato, una città a fortissima vocazione commerciale, la nostra amministrazione è stata vicinissima durante tutto il periodo della pandemia alle esigenze del commercio e delle attività produttive. Ricordiamo come quasi tutti gli sgravi provenienti dal governo nazionale sono stati utilizzati proprio in favore degli esercizi commerciali in termini di riduzione dei tributi locali, di tassa del suolo pubblico, tassa dei rifiuti e perché no anche del settore del wedding. Ricordo proprio l'anno scorso una delibera approvata dalla nostra amministrazione che veniva proprio incontro alle esigenze di tutto questo mondo che forse più di tutti ha subito delle grosse perdite. Il settore del wedding è stato uno tra quelli maggiormente penalizzati dal Covid. Con Sposami giunta alla sua 18ª edizione, è un momento per ripartire, una iniezione di fiducia verso questo settore e più in generale verso il mondo del commercio e delle tante altre attività appunto economiche legate a Sposami e a tutto questo tipo di settore. Assolutamente sì, è un momento per noi molto emozionante. Innanzitutto, come hai ben anticipato, oggi noi diventiamo con la nostra fiera maggiorenni, è la 18ª edizione ed è per noi chiaramente un traguardo molto importante. Legandoci al settore del wedding, che è un settore spesso sottovalutato ma che è in realtà una filiera economica fondamentalmente importantissima per il nostro territorio, per la ricaduta economica non solo per le coppie locali ma per coppie anche internazionali, tant'è vero che addirittura anche la Regione Sicilia si vuole porre come wedding destination per tutti coloro che vogliono coronare il loro sogno d'amore nell'isola da sogno più bella che c'è nel mondo, con tutto il rispetto per gli altri, che è la Sicilia. Se noi consideriamo i settori che ricadono nel matrimonio, dagli abiti da sposa, alla banchettistica, quindi al banqueting, alle auto a noleggio, ai parrucchieri, hair stylist, truccatori, tutto quello che gira attorno al mondo del matrimonio, addirittura anche l'arredamento, le gioiellerie, è una filiera interminabile di 14-15 player che concorrono tutti per lo stesso giorno. Ecco perché il mondo del wedding è un mondo economicamente a cui dobbiamo dare un'importanza particolare proprio per il valore della ricaduta economica che ha sul nostro territorio. Considerate che Sposami è l'evento di riferimento per il wedding non solo siciliano, quindi regionale, ma per tutto il sud Italia. Ecco, wedding dunque in una città, in Castellato Catania in questo caso importante. Qui abbiamo il sole, abbiamo il mare, abbiamo l'Etna, abbiamo anche i professionisti per il giorno speciale. Hai detto benissimo, abbiamo forse i più importanti professionisti del wedding. Da noi il matrimonio è sempre stato un giorno speciale, molto più che probabilmente in tante altre parti d'Italia. Questo ha permesso ai nostri imprenditori di affinare sempre di più le loro qualità, di investire sempre di più nelle attrezzature, di investire sempre di più nella professionalità dei propri addetti, in modo da rendere quel giorno sempre più perfetto. Ecco perché siamo un punto di riferimento e perché tante anche star, piuttosto che VIP, piuttosto che personaggi di cultura, spettacolo generale, vengono a sposarsi in Sicilia perché hanno la certezza, a parte la bellezza del nostro territorio, di trovare delle eccellenze appunto professionali che difficilmente possono trovare in altre parti d'Italia. Cosa dobbiamo aspettarci dalle edizioni di quest'anno? Ricchi premi e cotillon, dobbiamo aspettarci un straordinario afflusso. Mai come quest'anno abbiamo avuto una richiesta di accesso così importante da parte delle coppie online, quindi una serie di inviti omaggio scaricati enorme, di richieste di informazioni enorme. Abbiamo un premio straordinario che dedichiamo ai nostri sposi, che è il matrimonio perfetto, in cui noi regaliamo totalmente un matrimonio grazie al grosso impegno dei nostri partner. Quindi ci saranno sfilate, ci saranno
momenti dedicati ai fotografi, momenti dedicati ai catering. Faremo una straordinaria attività di wedding test in cui i futuri sposi possono provare il loro menù di nozze gratuitamente offerto dai catering presenti. Quindi è un turbinio di emozioni, un turbinio di avvenimenti, un turbinio di eventi che si susseguono per 9 giorni, che speriamo essere graditi ai nostri visitatori più importanti, che sono le coppie che verranno a trovarci, che vogliono sposarsi. Finita una importante iniezione di fiducia, il settore del vending è stato tra i più penalizzati dal Covid. Ripartire è importante anche perché la Sicilia è vetrina per molte anche coppie che vengono da fuori isola. Beh, assolutamente sì, il wedding, il convegnistico rappresentano un motore propulsivo per tutta la filiera del turismo. Purtroppo, come diceva bene lei, è assolutamente il settore più colpito, da 2 anni immobilizzato. Noi come governo Musumeci abbiamo sostenuto in tutti i modi possibili questo settore e oggi speriamo di ripartire con slancio, ripartire con offerte di grande livello, di grande professionalità che la Sicilia offre. Oggi è un esempio di questi, con un salone dedicato alla sposa, dedicato al matrimonio, di tutto rispetto, di grande livello, che negli anni ci ha insegnato quanto in Sicilia si possano fare eventi di carattere nazionale e internazionale. Parliamo di turismo in generale, Assessore. Questo è uno dei momenti importanti, rilancio, ma cosa bolle in pentola per l'estate che verrà? Beh, diciamo che non ci siamo mai fermati nonostante la pandemia, abbiamo cercato di dare sempre un'offerta importante di tipo culturale, di tipo attrattiva per un settore che, come dicevo prima, è in grande difficoltà, ma che rappresenta il 13% del PIL regionale. Se poi immaginiamo l'indotto, aumenta decisamente questa percentuale. E quindi grandi eventi di tutti i tipi, di natura sportiva, di natura culturale, penso al Giro di Sicilia che partirà adesso ad aprile, il Giro d'Italia nuovamente ritorna in Sicilia, penso a quelle che sono le celebrazioni in onore di Vincenzo Bellini, penso all'edizione, quest'anno la seconda edizione del Sicilia Jazz Festival, alla Fiera Internazionale del Turismo Sportivo, un evento che abbiamo fortemente voluto, direttamente organizzato dal nostro assessorato, che appunto coadiuva e fa sinergia tra sport, cultura e turismo, e quindi credo che questa sia la linea che dobbiamo continuare a tenere in piedi, una linea di alto profilo, di eventi di grande prestigio che fanno bene alla Sicilia, alla nostra cultura, al nostro territorio e sono un motore attrattivo. Caro benzina, caro costi energetici, caro tutto, ma è davvero così caro o c'è qualcosa sotto che non quadra? Ha confermato quello che noi abbiamo detto. Proprio ieri abbiamo inviato alle Procure della Repubblica di tutta la Sicilia un esposto per aggiotaggio e truffa. Il Ministro ha subito replicato che si tratta di una truffa e quindi chiediamo ai NAS e alla Guardia di Finanza di andare nei rifornimenti di benzina. Per quanto riguarda il Governo, abbiamo chiesto ufficialmente di sterilizzare accise e IVA nel periodo dell'emergenza. Noi siamo in un momento di guerra, di emergenza. Per bollette, luce e gas abbiamo fatto 2 ricorsi al TAR, deve decidere il Consiglio di Stato in questi giorni, che ha intimato al TAR di decidere anch'esso. Abbiamo presentato 2 esposti alle procure di Milano e Roma che sono competenti per l'energia, perché queste bollette così esagerate non hanno alcuna giustificazione. 28ª giornata di Serie D girone il Licata Calcio ha perso in casa contro il Sant'Agata per 0-2. Vediamo. Le squadre stanno per fare l'ingresso in campo con una terna tutta siciliana. Il direttore di gara, il signor Davide Mattina di Palermo, collaborato dal signor Pietro Anile di Acireale e il signor Alessandro Gennuso di Caltanissetta. Vi do lettura delle formazioni. Parto dalla formazione ospite, che schiera in porta Beters, poi Cipolla, Sannia, Capone, Favo, Brugnano, Bongiovanni, Frisenna, Cicirello, Calafiore e Catalano. Per il Licata invece in porta Truppo, poi Calaiò, Cappello, Caccetta, Giordano, Orlando, Soaré, Currò, Samachè, Candiano e Minacori.
il cross di Candiano di testa, Calaiò anticipa tutti, ma non riesce a centrare lo specchio della porta. Prima azione dunque pericolosa, era andato un po' a vuoto il portiere lettone Beters. Sul destro poi Talla viene servito in profondità, ci arriva Talla Soirée, il cross in mezzo, la prende di testa poi Candiano, il tiro sbilenco, Samaché, l'altro tiro che viene deviato, facile la presa di Beters, comunque Licale cambiando fascia da Cappello, Cappello si avventura in un dribbling pericoloso, riesce a tenere con un po' di fortuna e audacia il pallone tra i piedi e poi se ne va tagliando in mezzo al campo, serve Samaché, Samaché palla sul destro a giro, palo pieno di Samaché, un tocco morbidissimo, il velo di Minacori gliela restituisce Samaché, azione pregevole e delicata che manovra, tutto di prima intenzione, il cross di Candiano, Samaché, Beters la prende, la respinge, ma palla ancora viva per Minacori, ancora Candiano. Candiano, pallone filtrante per Cappello, palla che rimane lì, Cappello, Minacori nel traffico dell'area di rigore, nulla di fatto. Dovrebbe farcela il rilancio a cercare Catalano, si era un po' staccato Giordano, Catalano di prima, Truppo sicuro, a branca impresa, prima conclusione verso la porta di Michele Truppo, avanza a piccolo trotto il Sant'Agata, buona la finta di Cicirello con Alagna, serve proprio Cicirello, pallone in mezzo, la salva Truppo, Alagna! Sbaglia un rigore in movimento, azione clamorosa per il Sant'Agata che ha avuto 2 volte l'occasione per bucare la porta di Truppo che prima ci ha messo una pezza, poi sulla ribattuta non è stato bravo proprio il nuovo entrato Alagna di sinistro a centrare la porta che era sguarnita. Aspetta che si inserisce nello spazio, buono il filtrante per Cappello, cross in mezzo, libera Favo, Caccetta si coordina. Palla che finisce fuori di almeno un paio di metri, comunque sempre allicata. Giordano, altro pallone per Minacori, posizione buona dell'attaccante Samaché, Samaché, il tiro! Alto, ha provato a coordinarsi Samaché, Pisenna. Allarga per Cipolla, tutto di prima, Calafiore in anticipo su Calcetta che chiede al portiere perché non fosse uscito. Prende. Pronto anche un cambio in casa Sant'Agata, pallone per Sannia che alza un campanile pericoloso. Samaché la tocca per Minacori, Minacori per Samaché, Samaché la salva, Beters salva il risultato, il portiere del Sant'Agata con il tiro a botta sicura di Samaché che è andato però non a cercare la precisione ma solo la potenza. Questo è il tacco provvidenziale ma la palla rimane ad Alagna. Alagna si avventura, serve a destra e c'è il fallo. Ammonito Calaiò che tra l'altro era anche diffidato, salterà Giarre. Va Catalano, pallone che passa e si insacca all'angolino, passa in vantaggio il Sant'Agata, gol dell'ex, ha segnato Giovan Battista Catalano, minuto 18, Licata 0, Sant'Agata 1, una punizione che non ha lasciato scampo a Truppo e che si è spenta nell'angolino alla destra del portiere del Licata. Poi Catalano, autore del gol del 1-0 del Sant'Agata, serve ancora Alagna, Alagna entra in area, pallone basso anticipato, Soirée sembra Brugnano e il raddoppio del Sant'Agata. 2-0 del Sant'Agata, stretto giro al minuto 68, ha raddoppiato. Reti inviolate, quindi un portiere importante questo classe 2003. Attenzione ad Alagna! Provato a beffare Truppo, sarebbe Soirée, Minacori invece va per vie centrali, l'imbucata per Samaché, posizione regolare, Samaché il tiro e il palo aiuta Beters, anche questa volta graziato dal legno Beters che non aveva trattenuto il tiro ravvicinato di Samaché. Altro pallone lungo di Orlando a cercare la corsa di Gueye, posizione regolare Gueye, il tiro! Fuori di poco, dice il pallone al compagno,
filtrante buono per Talla, pallone in mezzo, arretrato, diventa preda di Cipolla. Aprile, un triangolo con Giordano, altro cross, Gueye, il salvataggio di Bekers e Samaché da 0 metri, la caccia fuori, ma ancora una volta determinante il portiere del Sant'Agata su Gueye, poi Samaché da una posizione vicinissima al palo non è riuscita a metterla dentro. Dare un colpo al morale delicato e finisce qui. Game over. Aldino Liotta, il Sant'Agata sbanca lo stadio giallo-blu e vince per 2-0. Le reti entrambe nella ripresa ad opera di Catalano e di Mazzone. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.